lamentano il fatto che ci sia una concorrenza sleale sostanzialmente in occasione delle Olimpiadi Milano Cortina. Operatori del servizio noleggio con conducente delle province di Treviso e Belluno sul piede di guerra. Milano Cortina è la prima Olimpiade diffusa ed il servizio di trasporto tra le sedi dei giochi, come tra gli aeroporti e stazioni ed aree olimpiche, è fondamentale, tanto che per la logistica degli atleti il gruppo Stellantis, in accordo con CIO, ha messo a disposizione 3.000 vetture. Ed in questi giorni, denunciano gli NCC, tra pianura e Dolomiti c'è il rischio concreto che arrivino da ogni dove autisti e mezzi che non hanno le carte in regola per il trasporto persone. Di qui la lettera che tutte le associazioni artigiane che rappresentano gli NCC del Trevigiano e Bellunese, Confartigianato, CNA, Casa Artigiani, hanno scritto a tutti i sindaci delle due province chiedendo controlli serrati da parte delle forze dell'ordine e degli organi ispettivi del lavoro per verificare la regolarità dei servizi, le qualifiche dei conducenti e la conformità dei veicoli e delle imprese alle normative vigenti. Abbiamo scritto di attenzionare questa diciamo così, orda, non mi viene altro aggettivo, di soggetti che fanno il noleggio con conducente in questo momento molto particolare. Gli operatori regolari sono soggetti a controlli e a tutta una serie di adempimenti burocratici ed ora sono preoccupati per il possibile diffondersi di pratiche scorrette con l'impiego di conducenti privi di qualifiche professionali e al di fuori di rapporti regolari di lavoro, oltre al rischio che imprese prive delle autorizzazioni necessarie si infiltrino operando abusivamente nel periodo delle Olimpiadi. Abbiamo scritto ora ai sindaci per dire: guardate che con l'evento Milano Cortina, con l'evento delle Olimpiadi, questo tipo di malapratica si è sicuramente ingigantito. C'è questa sensazione. Noi chiediamo che ci sia una attenzione particolare a chi fa questo lavoro, a tutela di chi è in regola e sinceramente anche per la sicurezza delle persone, perché ripeto, qua si parla di trasporto persone.